È stata celebrata stamattina in Consiglio regionale Sadie de Sardegna, che ricorda i moti rivoluzionari del 28 aprile 1794, quando i sardi sollevarono contro i piemontesi, cacciando il viceré Vincenzo Balbiano e dando vita a una rivolta di tutta la Sardegna contro il dominio di Savoia. Una festa del popolo sardo introdotta 28 anni fa per ricordare un primo momento identitario della Sardegna. La cerimonia ha visto l'intervento del Presidente dell'Assemblea Michele Pais. Oggi è la giornata di noi sardi, della nostra Sardegna. Una giornata di celebrazioni, di riflessione, di grande unità. Perché Sadie de Sardegna ci deve richiamare ai valori comuni di unità e di condivisione. Deve essere un momento di incontro e di confronto in cui il popolo sardo celebra i valori più alti della sua cultura e della sua storia millenaria. Purtroppo anche Sadia di quest'anno è minata dalla situazione difficile sanitaria, dalla pandemia che ha sconvolto ogni nostra abitudine, condizionando anche occasioni alte e importanti come questa. A seguire la relazione di Antonello Angioni, componente del Comitato per Sadie de Sardegna, mentre il gruppo musicale di Tazenda ha eseguito l'inno sardo Procurate moderare. Le celebrazioni sono state chiuse dall'intervento del Presidente della Regione Cristian Solinas.